Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda questa edizione live del nostro audio video giornale, dunque edizione per quanto riguarda gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Allora andiamo subito a vedere cosa è accaduto nelle ultime ore dalle nostre parti. Il GIP di Pordenone, Giorgio Cozzarini, accogliendo inizialmente le richieste della difesa, ha convalidato l'arresto di Dimitre Tarikov, imprenditore di 61 anni che ha investito e ucciso due giovani cugine venete in un incidente stradale avvenuto in A28, in cui sono rimaste gravemente ferite anche le bambine di una delle due vittime, disponendo contestualmente la misura degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Secondo la procura esisteva invece pericolo di fuga, in considerazione delle cospicue disponibilità economiche dell'indagato e dei suoi contatti con la Bulgaria di cui è originario. Il comune di Rigolato riceverà uno stanziamento straordinario di 50.000 euro per far fronte ai lavori di ripristino delle strutture sportive rimaste gravemente danneggiate a seguito del maltempo dello scorso autunno. Lo ha confermato l'assessore regionale alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, comunicando i contenuti di una delibera approvata oggi su proposta dello stesso Roberti da parte della giunta regionale. Restiamo in zona Alto Friuli. La Giunta regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di manutenzione alle strutture in calcestruzzo del viadotto sulla strada statale 13 Pontebana, situato in località Rio degli Uccelli, in comune di Pontebba, che era stato affidato in delegazione amministrativa interorganica alla società Friuli Venezia Giulia Strade. Lo rende noto l'assessore alle infrastrutture, Graziano Pizzimenti, che ha proposto il provvedimento, rilevando l'importanza dell'intervento su una struttura situata lungo un'arteria di fondamentale importanza non soltanto per le vallate del Tarvisiano, ma anche per i collegamenti internazionali. Andiamo a chiudere questa edizione con il Covid. Su 9.289 tamponi molecolari sono stati rilevati 993 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,69%. Sono inoltre 20.571 i test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 2.156 casi, pari al 10,48%. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 37, così come i pazienti ospedalizzati in altri reparti, che calano a 495. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 16 persone. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Non resta che ringraziarvi per la visione e l'ascolto e augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata con i programmi della nostra rete televisiva. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.